Sabato 21 settembre 2019 vi parlo dal chiostro della Basilica di San Marco a Firenze, dove è in corso l'inaugurazione della mostra del maestro fiorentino Andrea Alfani dal titolo Luci, colori, forme della mia anima. A presentare l'artista e le sue opere fra pochi minuti sarà la professoressa Anita Tosi, che ormai da tempo segue il percorso artistico, l'evoluzione del percorso artistico di Andrea Alfani, quindi la persona più indicata per presentare le sue opere ai nostri telespettatori. Accanto a me Bash D'Abramo, vicepresidente dell'Associazione Beato Angelico per il Rinascimento, che ha promosso questa mostra, come del resto tutte le iniziative culturali che si tengono nella Basilica, dove da anni vengono premiati con questa medaglia che ci ricorda il protettore universale di tutti gli artisti, il patrono universale, tantissimi grandi personaggi. Noi quasi sempre siamo stati presenti con la nostra troupe, e quindi ricordiamo Zeffirelli, Mario Luzzi, Carlo Conti, Lina Wertmuller, Bocelli, Cocciante, Massimo Ranieri, tantissimi. Però oggi siamo qui per presentare la mostra di Andrea Alfani. Ah sì, guarda, è sempre emozionante in modo straordinario quando si ricevono artisti che poi ci presentano veramente dei capolavori, perché vedo alcuni quadri e alcune cose che sono veramente impressionanti. E poi, essendo noi dell'Associazione del Patrono Universale degli Artisti, non possiamo essere indifferenti a tutto ciò. Ma io voglio dire poco, ma vi invito tutti i giorni, dalle 10 alle 13, dalle 17 alle 10, anzi dalle 16 alle 19, siamo qui. Quindi fino al giorno? Fino al 30 di settembre siamo qui, vi aspettiamo, venite a vedere, perché giustamente non si possono assolutamente, spiegando le cose, ma bisogna vederli qui proprio, le opere vanno viste per rendersi conto della bellezza, quindi vi aspettiamo. Quello che ovviamente ricordiamo sempre ai telespettatori è che i nostri servizi servono per informare e per stimolare la curiosità dei telespettatori di venire a visitare le mostre. In questo sono fondamentali gli interventi dei critici d'arte, come quello che sta per dire ai nostri telespettatori la professoressa Anita Tosi. Qual è il filo rosso che collega l'arte di Andrea alla grande spiritualità della Basilica? Questo che volevo appunto allacciarmi sul percorso artistico di Andrea Alfani. Ormai penso Andrea è un amico e nel tempo ho condiviso con lui questo suo percorso di arte dell'anima. La sua arte si lega veramente a un anelito che guarda oltre alla dimensione del presente, alla dimensione del materiale, e cerca quella luce che in fondo in tutti i suoi quadri è presente. Oggi in maniera sempre vivace e sempre naturalmente che stimola il percorso dell'interiorità, però oggi è più soffusa. Qui abbiamo quasi una memoria leonardesca, no? Questo sfumato, uno sfumato in cui la natura si inserisce in maniera piuttosto presente e che ci dà questo avvio verso al sacro, a questo coniugare davvero il percorso del divino, perché il sacro è il divino davvero che si anima e che si anima di natura e che anima l'uomo inserito nella natura. Quindi questi opposti che trovano davvero nella natura quella pace, quella distensione dell'anima. Ecco come i fiori, non solo, le piante, questo continuo muoversi e dare il segno del tempo, ma di un tempo che è il Kairos, che è il tempo presente nell'animo di Andrea. Andrea ha veramente questa qualità di vivere il suo tempo, il suo Kairos, che è un Kairos denso della qualità intima e spirituale, per cui diciamo il suo percorso, ed è giusto che sia così, è in un continuo crescere, un continuo andare verso una sapienzialità che lo porterà, sono sicura, quest'anno a disegnare, a proporre opere
di questo calibro, e poi vedremo l'anno prossimo che cosa ci offrirà, e quindi andiamo insieme ad Andrea oltre, e quindi lasciamoci immergere nella sua luce, nei suoi disegni, così, nei suoi colori, che sono davvero un simbolo. Simbolo vuol dire collegare, legare insieme, un simbolo davvero di profonda ricerca di quello che è l'oltre, e che Leopardi in fondo, anche lui, ha sempre tenuto presente nelle sue opere e nella sua vita. Quindi ringraziamo quest'opera di Andrea Alfano. Grazie Anita. Allora era inevitabile che il destino delle tue opere si incrociasse un giorno con questo ambiente così pieno di storia, di suggestione, di spiritualità, di cultura. Dunque, allora, io devo dire francamente, non avevo idea di farla qui quest'anno la mostra, me l'hanno proposta, perché io sono venuto a vedere la mostra di un mio vecchio amico, addirittura di quando facevo scuola di nudo all'Accademia, e l'organizzatore appunto Bash d'Abramo, che non conoscevo, me l'è stato presentato, e siccome questo mio amico stravede per le mie opere, per l'appunto gli ha parlato molto bene di me, e di conseguenza lui subito mi ha proposto questa mostra, quindi io ho accettato di buon grado, perché ancora quest'anno non avevo trovato la location per poter esporre, quindi sono molto contento di esporre qui, perché l'ambiente lo vedo adatto per le mie opere. E a proposito delle mie opere, ecco, volevo dire questo: Anita è stata bravissima come sempre nell'esporre, si può vedere queste 6-7 opere che ho fatto recentemente quest'anno, Quindi inedite per i nostri telespettatori, esatto, e per non chi sono mai verrà. state, diciamo, riprese, e si può vedere insomma che ho cambiato qualcosa rispetto a quelle precedenti, e quindi io lo vedo come un'evoluzione di quelle che avevo già fatto. Diciamo in breve che dalle prime opere, qui ci sono opere dal 2001 al 2019, rispetto a quelle dei primi anni del 2000, dove c'era una maggior cura del dettaglio, quasi maniacale, ossessiva, no? Piano piano mi sono addentrato verso più un discorso di sfumato, di sfocature, no? Fino ad aggiungere a quelle più attuali, dove diciamo questo discorso dello sfumato e delle sfocature prende ancora più campo. Per quanto riguarda appunto quelle di quest'anno del 2019, si vede come tema ricorrente un po' in tutte le opere questo discorso del cerchio, no? Ecco, del tondo, di questi cerchi luminosi. Il cerchio perché il cerchio rappresenta un po', simboleggia Dio, simboleggia l'infinito, la perfezione, l'armonia, no? Per cui io mi rifaccio spesso a questo tipo di simboli, no? E quindi il cerchio, siccome le mie opere voglio che trasmettano quel senso di spiritualità, no? Che c'erano già in quelle del 2001, e ho deciso appunto di adottare questo sistema, sempre usando questi simboli, di usare appunto questi cerchi luminosi. La luce è spesso bianca, perché il bianco, come ho detto anche diciamo, nelle mostre precedenti, rappresenta l'unione di tutti i colori dello spettro solare, e siccome già diciamo, nel Settecento i romantici, che volevano rappresentare l'infinito, che è un concetto che non si può rappresentare razionalmente, e siccome nel Settecento ancora la pittura astratta non c'era, loro dovevano in qualche modo arrangiarsi con la pittura figurativa, e avevano escogitato di mettere all'interno dello stesso dipinto dei simboli opposti, no? Perché? Perché questo per alludere a Dio, per alludere all'infinito, perché essendo Dio un tutto, cioè l'infinito che non ha limiti di nessun tipo, è chiaro che in lui deve sussistere tutto. Dio è l'assoluto, non può essere staccato da niente, anzi è presente in tutto, e questo lo dicevano anche i romantici, per cui ecco il discorso appunto dell'infinito e di Dio in cui sussiste tutto. E perciò anch'io nei quadri, diciamo quelli del 2001, usavo questa simbologia spesso opposta all'interno dello stesso quadro. Adesso invece mi sono spinto un po' oltre, un po' presuntuosamente forse, perché l'infinito non si può rappresentare, vabbè. Però dico che questi di adesso sono un attimino meno analitici di quelli del passato e più sintetici, un po' più diretti. Alludono sempre al concetto di infinito e di Dio, però lo fanno in maniera un po' più diretta. E si può vedere in questi quadri recenti i soggetti sono in primo piano, invece in quelli del passato
I primi piani non c'erano, oppure c'erano, ma allo stesso tempo, ad esempio, se raffigurava una natura morta sul lato destro, sul lato sinistro spesso e volentieri c'era una luce, un qualcosa che quasi distraeva l'attenzione dalla natura morta. In queste attuali ci sono proprio dei fiori in primo piano, però prende molto più campo l'idea di sfumatura. È realizzata anche attraverso effetti di sgranatura del fondo, no? E queste sfocature, appunto questa luce bianca che c'entra un po' in tutti i colori, per cui i colori si sono fatti molto più soft, più tenui, no? Cioè, penso che sarà ancora un approfondire questo discorso dello sfumato, e la figura in primo piano perderà ancora di più di definizione in qualche modo, no? L'arabesco non sarà più netto come nei quadri, diciamo, del passato. Grazie Andrea Alfani, concludiamo il servizio con le sue parole che spero siano state un invito per i nostri telespettatori a venire a visitare la sua mostra personale dal titolo Luci, colore e forme della mia anima. La mostra si concluderà, come comunicato in precedenza, il 30 settembre, sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19 con ingresso libero nel chiostro Pico della Mirandola della Basilica di San Marco a Firenze.